Mal di schiena? Dolori articolari? Dolori cervicali? Prova Antidolor, la magnetoterapia di Amel Medical. Chiama ora. La prova è gratis. E allora siete pronti a partire con me alla scoperta delle spiagge del Veneto? In questa puntata vi porto a Jesolo. Andiamo! Bentornati ad una nuova puntata di Tra città e sapori. Questa settimana vi ho portati sulle spiagge di Jesolo. Eh sì, perché questa città è una scoperta infinita, una località ricca di storia e cultura che affonda le sue radici in un passato antichissimo. Ma è anche innovazione, design e architettura che fondono assieme la laguna e il mare, assieme alle millenarie tradizioni delle valli da pesca. Ed è proprio di queste valli che voglio parlarvi oggi. Allora pensiamo di dare per un secondo le spalle al mare. Per raggiungere quest'oasi di tranquillità, percorribile in sella a una bicicletta, a piedi, a cavallo, oppure per chi non ama il trekking, anche in macchina. La Valle Drago. Drago. Dove posso aver sentito questo nome? A Jesolo. Beh, sì, effettivamente c'è Piazza Drago, Valle Drago. Vi svelo un segreto, ne è rimasto soltanto uno e lo possiamo trovare proprio sullo stemma della città. Una leggenda racconta che in questa valle, dalla quale poi prese il nome, viveva in antichità una grandissima, gigantesca viverna rossa. Un gigantesco drago con muso equino, dorso di dinosauro e ali da pipistrello, ma con una coda lunga e a punta di lancia. Il drago appariva improvvisamente in questi territori, vicini alla sua tana, e sputava fuoco dalle sue fauci, bruciando i raccolti e spaventando la gente. Gli abitanti della zona, impauriti e spaventati, chiesero allora aiuto a San Giovanni, che con un intervento miracoloso cacciò e sconfisse il drago e salvò così la contrada. Ma le tracce del drago si possono scorgere ancora oggi, tra i Canneti e i Tamerici, in questi luoghi bellissimi e ancora sconosciuti, dove immersi tra barene e canneti, mossi dal vento, si possono ammirare molte specie animali e nel silenzio che ci circonda immaginare il respiro del drago che lentamente soffia lungo gli specchi d'acqua della laguna. Un percorso di circa 11 km, in parte asfaltato e in parte no, che vi condurrà alla scoperta della laguna di Venezia e delle sue valli, e per chi ama i giri in barca è possibile anche noleggiare un pedalò e conoscere proprio dall'acqua la laguna di Venezia. Jesolo rientra nelle 7 località balneari dell'Alto Adriatico che fanno parte della classifica delle città turistiche più visitate. Un'altra sfida oggi è quella che guarda oltre la stagione estiva. Infatti, le prospettive di crescita ad oggi sono quelle che riguardano la primavera e l'autunno. E ad essere sincera, Jesolo è una città che vive tutto l'anno. Jesolo è infatti una perfetta meta turistica anche d'inverno. Con le sue svariate attività di intrattenimento posso elencarvi almeno 5 motivi che vi faranno innamorare della città. Numero 1. Il relax del mare d'inverno, suggestivo e romantico, ma soprattutto salutare da respirare a pieni polmoni. Numero 2. Il Natale. Non potete perdervi i mercatini lungo il corso principale, il presepe di sabbia, la pista sul ghiaccio. 3. Le architetture e il design della città con uno skyline avveniristico ricco di edifici firmati dai maggiori studi di architetti al mondo, che si integrano con il territorio circostante riqualificando tutta l'area. 4. Il J-Museum con le sue installazioni continue. 5. Ed una serie di spettacoli e concerti da non perdere tutto l'anno. Insomma, vi ho convinto? Io vi aspetto qui. E dopo una giornata di trekking in mezzo alla natura e al relax, andiamo in cucina e deliziamoci con qualche ricetta. Bentornati nella mia cucina per una nuova ricetta di Cooking with Elisa. Oggi ho 17 ingredienti per fare una sola ricetta. Provate a pensare quale può essere. Io ve li elenco uno per uno e poi andiamo ad indovinare. Carne, fesone di spalla certificato dal Consorzio Sigillo Italiano, senape, cetriolini, capperi, prezzemolo, scalogno, aglio, limone, paprika, tabasco, salsa Worcester, acciughe, crostini proteici, casatella. Andiamo a fare la tartare di Cooking with Elisa.
Per fare questa tartare ho scelto il fesone di spalla, è un taglio morbido e saporito e allo stesso tempo anche economico. Iniziamo a fare la maionese per condire la carne. Prendiamo un coppa pasta e un piatto di portata, andiamo ad adagiare la tartare all'interno, andiamo a preparare la casatella, faremo una quenelle che adageremo sopra alla tartare. Andiamo a tostare il pane proteico e la tartare di Cooking with Elisa è pronta. E non lo so cos'è, ma quando capita lo sai perché mi immagino già te nell'atelier e ancora pensandoci mi mandi in estasi. E non lo so cos'è, ma è sempre colpa tua e lo sai perché mi immagino già te nell'atelier e ancora pensandoci mi mandi in estasi. Sei la mia miss. Sei la mia miss. Balla con me. E ancora pensandoci mi mandi in estasi. E non lo so cos'è, ma è sempre colpa tua e lo sai perché mi immagino già te nell'atelier e ancora pensandoci mi mandi in estasi. Sei la mia miss. Grazie! Oh, che bellissima piazza piena di gente! Questa è una bellissima serata da vivere assieme a voi. Io farei un altro calorosissimo applauso a Brian, il vincitore del contest cantanti dell'anno scorso. Grazie. Che ha realizzato questa sigla intitolata La Miss, proprio per le Miss di Miss Venice Beach. Insomma, Brian, complimenti. Esatto. E poi a tutte le Miss dello scorso anno che hanno vinto una fascia nella finale e che quest'anno sono le ambasciatrici di Miss Venice Beach sul palco e vi terranno compagnia in tutto il tour. Miss Venice Beach è quell'evento che non premia il biglietto da visita, cioè la cartolina delle nostre ragazze, ma da ben 14 edizioni, ovvero dal lontano 2011, quando abbiamo iniziato la nostra prima serata sempre qui in questa piazza a Jesolo, abbiamo cercato di dare a queste ragazze una chance in più, ovvero la possibilità di farsi conoscere, di parlare sul palco, di esprimersi con il proprio talento. Insomma, che vinca la Miss migliore. Lorenza Busillo, Miss Venice Beach 2023. Lorenza, sei bellissima, per di più brilli di luce propria con questa nuovissima corona realizzata dall'azienda Murrina Murano Venezia per noi, cristalli, pietre di vetro verde smeraldo e una base tutta in argento. Sì, sicuramente la luce non manca stasera. Non manca la luce, anche la luce nei tuoi occhi. E poi hai presentato anche lo scettro, il nuovo scettro realizzato sempre in foglia oro con una base di foglia di vetro, questo argento palladio molto particolare che lo rende luminescente, realizzato dal maestro vetraio Gabriele Urban della Fornasotta. Meravigliosa. Sei pronta ad iniziare questo tour? Sono pronta ed emozionata perché comunque qua è iniziato il mio percorso. C'è sempre da imparare, come dico in ogni occasione, e mi diverto e auguro anche alle ragazze che stanno concorrendo di fare lo stesso. E allora, che sia di buon auspicio questo tuo augurio, andiamo con la prima votazione. E questo è il voto di primo impatto, ovvero come le conosciamo per la prima volta e come loro si presentano. Sfileranno con il body ufficiale di gara firmato Focenza. Numero 1, Ilaria Piovesan. Ilaria è alta 1,60 m, ha 20 anni, arriva da San Donà di Piave e di lei ci dice che le piace leggere soprattutto i gialli. Numero 2, Chiara Brero. Chiara è alta 1,60 m, lei ha 16 anni, arriva da Acquiterme e la sua curiosità è che fa parte di una famiglia molto numerosa. La numero 4, Sabrina Dal Negro, 1,65 m, 20 anni, arrivi da Oderzo in provincia di Treviso, che ami la musica e soprattutto cantare. Numero 5, Vittoria Zattera. Vittoria è alta 1,65 m, ha 19 anni, arriva da Bassano e il suo sogno è quello di diventare una fisioterapista. Numero
Numero 6, Marisella Santo, 1,65 m, anche lei. Qua Marisella, 18 anni, da Campo San Piero, e mi dice che è innamorata della Spagna. Numero 7, Rebecca Caldo, 1,68 m, 17 anni, da San Donà di Piave, e ci racconta che le piace stare con i bambini. Numero 8, Vittoria, 1,70 m, 19 anni, di Oderzo, e qui la sua curiosità è che sa parlare 5 lingue. Numero 9, Jasmine Longhi, 1,70 m, 18 anni, arriva da Milano, e lei ama sia viaggiare che fare dello sport. Numero 10, Alessia Mattei, 1,70 m, 15 anni, da Campo San Piero, e anche lei adora fare l'animatrice, quindi passare le sue giornate con i bambini. Numero 11, Ciandana De Grandis, 1,70 m, 19 anni, arriva da Marcon. Numero 12, Emma Paolino, 1,72 m, 18 anni, da San Daniele. La tua curiosità, fai l'arbitro di calcio. Numero 13, Elisabetta Bertolo, 1,75 m, 18 anni, da Padova, e ama fare attività fisica e viaggiare. Numero 14, Perla Brusadin, 1,75 m, 27 anni, di Mestre. Numero 15, Benedetta Kovacevic, 1,78 m, 17 anni, da Tiene, e la sua curiosità è che è italo-croata. Eccoci le nostre 15 concorrenti. Giurati, avete votato dall'1 al 10? Bene, da 4 anni abbiamo indetto con Radio Wow un contest cantanti per cantanti emergenti, cantautori che scrivono e arrangiano da sé le proprie canzoni, e quindi abbiamo deciso di dargli il palco di Miss Venice Beach per esprimere il proprio talento. Signore e signori, con Lontano da qui, Luna Ash. Run, 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 run away. Volo via lontano da qui, nessuno mi troverà domani. Voglio vivere la vita di un sogno. Viaggio in paesi lontani, non voglio una casa a 3 piani, solo un po' di amore, sei in più sulle mani, sei in più sulle mani. Cambio occhi, cambio colore, il mondo è la trama, io sono l'attore, un costume diverso, un'altra situazione, sono la marionetta nel teatro dell'orrore, mi giro nell'aria. Loro vanno a rilento, penso a quello che ho detto. Voglio un amuleto per viaggiare nel tempo, per viaggiare nel tempo. Volo via lontano da qui, nessuno mi troverà domani. Voglio vivere la vita di un film, yeah. Viaggio in paesi lontani, non voglio una casa a 3 piani, ma solo un po' di amore, sei in più sulle mani, sei in più sulle mani. Grazie. Brava, complimenti Luna, accompagnata dal corpo di ballo Laura e Camilla, le nostre miss. Una miss è sempre una miss, ragazze. Luna, vieni qua con me. Allora, voi ragazze potete andare, grazie mille, le coreografie di Sara Giurin, la nostra coreografa. Luna, progetti futuri? Continuare a fare musica, e l'ultimo anno mi ha portato grandi soddisfazioni. Grazie, grazie Luna, e in bocca al lupo. Grazie. E adesso le nostre ragazze, prima le abbiamo un po' conosciute, abbiamo rotto il ghiaccio, adesso diventeranno delle vere modelle in passerella, perché la seconda prova è proprio la prova di portamento e posa fotografica. Inizialmente sfileranno con gli abiti di Aniset Abbigliamento. Oggi Marina e Nicole hanno rinnovato il negozio e lo shopping, introducendo proprio questa nuova linea di abbigliamento. Successivamente le nostre ragazze modelle sfileranno con la collezione Focenza. Dietro ad ogni articolo c'è un'attenzione alla qualità,
alla creatività e al design, dallo stile 100% made in Italy. E poi sfileranno con i gioielli di Murrina Murano, Venezia, un punto di riferimento della cultura e dell'eccellenza del vetro di Murano. Sfilerà anche Leonardo Gioielli dal 1989, il punto di riferimento dell'alta gioielleria ed orologeria a Mestre. E poi ci saranno in accompagnamento anche le borse di BGHY Venezia, che rappresenta lo stile della moda italiana. Sfilerà questa sera la collezione artistica. You know I've been crying since the night with you. I tell I'm alright, but there's no fake or truth. First you call me when I'm in the night alone, but you never can, and I love it. And you gave it all out, but am I really like you? Che bravura le nostre ragazze, vi sono piaciute? Ah, e allora un caloroso applauso a tutti i nostri partner che hanno reso le nostre concorrenti delle vere modelle in passerella. Entra in sfida la seconda cantante. Lei è padovana ma vive a Milano proprio per il suo sogno della musica. Si chiama Aurora Pevarello e ci canta Portami per mano. Fino a scrivere su queste pagine vuote, perché non so come fare. Guardi ancora con quegli occhi, ma non capisco lo sguardo che hai, è amore. Penso sempre ai nostri guai, chissà se tutto questo cambierà. E cresceremo assieme, quindi prendimi per mano e salvami da questo strano di incertezze. E cresceremo assieme, quindi prendimi per mano e salvami da questo strano di incertezze. Che
può pensare a quante cose vorrei dire, ma non trovo più le parole. Cerco spesso tra la gente, io non resisto a chiamarti così, amore. Penso sempre ai nostri guai, chissà se tutto questo cambierà. Brave ragazze, brava Aurora! Brava Aurora! Progetti futuri, cosa bolle in pentola? Sto facendo un album. Ah, però, Quindi, brava, questo dai. siamo onorati di averti qui con noi, insomma, Grazie in mille, questa grazie a voi. super sfida. Grazie. Grazie a te e Buona in bocca al serata, lupo. grazie mille, Ciao Aurora. grazie. Allora, ci siamo. Ultima chance per le nostre concorrenti, ovvero la votazione talento. Qui diciamo le nostre miss si giocano il tutto e per tutto e tirano fuori il loro asso nella manica. Quindi iniziamo con la miss numero 1, Ilaria Piovesan. Qual è il tuo talento? Allora, io ho praticato per 12 anni ginnastica artistica a livello agonistico. Per ben 3 anni consecutivi sono andata anche in nazionale italiana. Numero 2, Chiara Brero. Il tuo talento è il disegno. Sì. Allora, questo è un talento, una passione che mi porto avanti da quando ero piccolissima. È mio nonno, che è molto appassionato come me nel pitturare e disegnare, allora sicuramente ho preso molto da lui. Numero 4, Sabrina Dal Negro. Il tuo talento invece è il canto. Cosa ci canti, Sabrina? Someone Like You di Adele. E allora il palco è tuo. Why are you so shy? Unlike you do all back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue. I'm about to where I couldn't stay away. I couldn't fight it out. You hope to see my face and that you really mind that. Numero 5, Vittoria Zattera. Tu balli? Sì. Che ballo fai? Un pezzo un po' da ballare. Dai, tutti assieme! Numero 6, Marisella Santo. Contami la tua passione e cosa fai? Allora, ho iniziato a disegnare normalmente, come ogni studentessa alle medie. Fagli vedere, sì, cioè cosa usi per dipingere? I pennelli, le ceri, i pastelli? Vedo che ci sono varie tecniche, no? Sì, i pennelli e La tempera. Sì, la tempera. Allora, abbiamo adesso la numero 7, Rebecca Caldo. Oh, wow, siamo arrivati su una pista di pattinaggio. Sì, faccio pattinaggio da ormai 13 anni e partecipo comunque a gare di federazione, infatti mi sono qualificata agli italiani. Numero 8, Victoria Miletic. Cosa ci fai fare anche tu? Atletica. Ho provato e devo dire che ho fatto la scelta giusta. È uno sport che mi piace tantissimo, mi sento libera, mi sfogo e inoltre mi ha aiutato a crescere molto in me stessa. Numero 9, Jasmine Longhi. Tu cosa fai invece? Palestra. Ok. Ma anche in inverno snowboard. Ok. E mi piace molto cucinare. Numero 10, Alessia Mattei. Tuo hobby qual è? Io vado in palestra, ho iniziato circa un anno fa, principalmente per cambiare il mio fisico a causa del mio sottopeso, però al giorno d'oggi la palestra è diventata una terapia per me, proprio perché mi ha insegnato a stare bene con me stessa e quindi è un'attività che io amo fare e mi piace molto. Numero 11, Ciandana De Grandis. Ha deciso di raccontare se stessa. Io sono stata adottata 2 anni con mio fratello, sono nata in India e i miei genitori ci hanno messo ben 4 anni per adottare, è un bel po' di tempo, però adesso sono qua, sono felice di essere qua. Mi hanno trasmesso un sacco di passioni i miei genitori come l'atletica, ho fatto per 15 anni atletica, 7 anni nuoto e il tennis e adesso faccio palestra, però triathlon è la mia passione. Numero 12, Emma Paolino. Emma fa la stilista. Il top, la borsetta è la La rosa. borsetta, ah ecco, Le ho vai. realizzate io apposta per questa sfilata, ci ho messo più o meno una settimana a fare tutto.
L'uncinetto è la mia passione più grande, lo faccio ormai da quasi 3 anni. Numero 13, Elisabetta Bertolo. Insomma, il tuo talento è la ginnastica artistica. Esatto, pratico ginnastica artistica da 16 anni a livello agonistico e ho partecipato alle nazionali settimana scorsa qualificandomi tra le prime 10. Numero 14, Perla Brusadin. E il talento della mamma è il talento, credo, più bello del mondo. Poter conciliare la vita di una ragazza giovane con 3 bambini. E i bambini che diranno di questa mamma modella sul palco? Beh, la femminuccia sarà sicuramente molto molto felice, come la mamma e la sorella, e gli altri 2 invece sono dei maschietti un po' gelosi. Numero 15, Benedetta Kovacevic. Ho un'altra sportiva. Cosa fai, Benny? Ho iniziato a giocare a pallavolo a 5 anni e sono arrivata a giocare in Serie B. Tirate le somme, giurati, mettete il totale sulla vostra scheda. Abbiamo, votato le ragazze in queste loro 3 manche, la prima della primo impatto, quindi della presentazione, la seconda del portamento con la sfilata di moda e la terza invece del loro talento. E adesso, Giorgia, se vuoi venire sul palco, perché è arrivato il momento di decretare per te il vincitore dei cantanti. Passa il turno con 12 punti, quindi solo un punto di differenza, la cantante Luna Ash. Complimenti! Chiamiamo le concorrenti. Numero 1, Ilaria Piovesan. Numero 2, Chiara Brero. Numero 4, Sabrina Dal Negro. Numero 5, Vittoria Zattera. Numero 6, Maricella Santo. Numero 7, Rebecca. Numero 8, Vittoria. Numero 9, Jasmine. Numero 10, Alessia. Numero 11, Ciandana. Numero 12, Emma Paolino. Numero 13, Elisabetta Bertolo. Numero 14, Perla Brusadin. Numero 15, Benedetta Kovacevic. Assessore al turismo. Vieni, Alberto. Chiederei di fare un applauso ad Elisa Bagordo perché riesce a portare valore non solo sul palco, ma sei anche un'ottima promoter delle località. Hai rappresentato effettivamente quello che volevamo, quindi un'altra faccia della Jesolo che pochi forse ancora conoscono. Quindi grazie. Grazie a voi davvero. Passa il turno, la numero 5, Vittoria Zattera. La numero 12, Emma Paolino. E non lo so cos'è, ma è sempre la numero 9, Jasmine Longhi. La numero 14, Perla Brusadin. Vince la numero 15, Benedetta Kovacevic. Io vi do appuntamento la settimana prossima a Bibbione il 12 luglio in Piazza Fontana con altre 15 miss, altri 2 cantanti e 2 fotografi. Vi ricordo l'appuntamento ogni domenica su 7 Gold in Nazionale alle 13:30. Ciao! Grazie Jesolo! Sono Francesco Moser. Per contrastare gli acciacchi del tempo ho scelto Amel Medical.